Deciditi, mi voglio stare, che un fia di luna, un fia di stelle, un fia di arietà, e pian pianino far tutto quello che c'è da fare. Oh, che deciditi, oh mia moretta, ferita e stretta, insomma, senza esagerare. Te voglio bene, te quiero mucho, I love you darling, quello che ti voglio stare dal te deciditi. Quando che vedo fie, non se bugie e scandalesto, c'ho tutto questa cosa a parlare, se poi niente vero che mia carina mi butta rosso, me viene l'ispirazione, e da questa canzone, taradaggiam, deciditi, ovviamente. Buongiorno! E abbiamo bella canterina ancora? Se tutto merito tuo, ok. Ieri sera ti è stata bravissima. Grazie. Serata stupenda. Grazie, a sua disposizione e così vuol sempre replicarsi. Dimmi piuttosto, come sei andata dal dottore? Lascia un attimo dire. Prova la Cina, Davvero? Bella. Sentimi piuttosto che seria la lettera del mattino ancora da farti, sa? Perché qui di Roma se da una settimana che aspetta risposta. Non capivo bene. Ciao Sedese, 16 dicembre 2009, caro mio. Cosa ha passato tutti questi anni da quando chi ha buttato il Torre Gemelle? Ciò sì. Come che passa il tempo, vale bene. Ieri altro volevo elementari, adesso sono qua. Ma così. Dai che scriviamo a Scriviti che tanto ti sa cosa. E io qua, quando ti sei arrivato? Un attimo fa, le venivo offeso. Sì, io mi cade la carta, non sa neanche ancora, bisogna che li impara. Comunque ti bravo a non filmare e mandarmi da lui. Dimmi invece, cosa ti ha detto il dottore? Allora che tuo amico dottore è un fiatato deficiente. Sì, deficiente. Sei uno dei meglio d'Italia, fa conto te. È meglio, se figurati starti cosa che era adesso. Ma per me capito le Olimpiadi dei Monaco qua. E me lo mandava, lei come si chiama? In che città siamo? Chi è il Presidente della Repubblica? Tu non lo manda così, se lo manda via subito. E ti ha risposto sempre giusto? Ma no, tante che non saltare. Ma Putolenio, te pare che te dovessi in giro, Putolenio, uno che ti dice chi è, come si chiama? Che può, cosa voglio fare? Ho trovato mio amico, mio amico, che siamo sempre insieme, mio amico, che cazzo papà va a ciappare? Renzo. Renzo, un amico non mi veniva. E mi ha detto che se domanda chi che fa, qui che cade Alzheimer? E a mio amico dottore, è meglio. Dove lavora lui Alzheimer, perché ho visto la carta igienica a cagare. Insomma, alla fine, cosa ti ha detto? Che va tutto bene, con tutto che mi dicesse, che stava tranquillo, che senti voglia di memoria, che può succedere tutto. Allora, scherzo assai. E non ti ha detto altro? Se è andato tutto bene, insomma. Guarda, andava meglio se andavo come al solito al bar a sentire Tony che è le prime pagine dei giornali. Altro calcicci. Immagino che commenti intelligenti. Tragedia di Erba, meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba. Deciditi,